circa le modalità dell'incendio, circa la eventuale irruzione di persone estranee al Sigros all'interno, ha avuto modo di apprendere qualche niente, le notizie ufficiali che ho conosciuto attraverso la stampa, attraverso quello. Dico attraverso i suoi colleghi, lei ha detto che ha partecipato ad una riunione la sera stesso, dico che cosa ha appreso nel corso di questa riunione? Che c'era un incendio in corso e quindi attivarsi per... Dico, circa le modalità con cui era stato provocato questo incendio. Adesso non ricordo esattamente, ma penso... No, in quel momento no, perché no, assolutamente. Dico, nessuno le ha detto come era stato provocato, se erano entrate delle persone, non erano entrate delle persone. Dico, tutte queste circostanze lei le ha prese dalla stampa e non dai suoi colleghi? No, la sera stessa, in discussione, c'era stato dato fuoco al piano tavola, al deposito, e quindi... Da parte di chi? Chi erano queste persone? Quanti erano queste persone? Un gruppo di persone, sì, ho sentito, un gruppo di persone sono andate a dire uscite perché qui... Da chi l'ha preso in particolare? Con chi ha parlato? Ma la riunione è stata fatta da un gruppo di dirigenti Sigros. Chi erano questi dirigenti Sigros? C'era il presidente, l'amministratore delegato. Nomi e cognomi, cortesemente. Dottor Celli. Dottor? Celli. E il dottor Celli che funzioni svolge? Presidente della società. Presidente della società, sì. Poi? Il ragioniere Virginio è l'amministratore delegato della società. E chi è l'amministratore delegato? Virgilio. Il ragioniere Virginio. Sì. Virgilio. E poi chi era presente? E c'è il direttore generale. No, ancora non era arrivato quel nuovo direttore generale. E c'era uno. E chi era il direttore generale che è arrivato dopo? In quel momento credo che era Oldani, ma non era proprio direttore generale, faceva funzione di coordinatore. Come si chiama? Oldani. Oldani? Sì. Ma riside a Catania o fuori? Lui era a Catania. Oldani, il nome? Non mi ricordo. E Oldani era, che funzioni ricopriva, facenti funzioni di che cosa? Coordinatore del gruppo, del Sigros. Del Sigros. Perché il Sigros è appartenente al gruppo Rinascente, quindi è gestito localmente da una struttura. E il presidente di questa struttura che gestisce mi ha detto che si chiama? Giancarlo Celli. Giancarlo Celli. Sì. Chi era ancora, chi ha partecipato a questa riunione, oltre le persone che ha appena indicato? No, adesso non ricordo esattamente. Qualcuno della sicurezza era presente? Adesso, dunque, sì, c'era il personaggio della sicurezza. Chi era? Morelli. Sì. Credo che c'era anche il responsabile del personale. Dottor Verso. Dottor? Verso? Sì. Verso. Di nome? Giacomo. Il dottor Verso è il responsabile del personale. Da quanto tempo? È passato tanto tempo. Credo che, non so se era appena arrivato, perché lui viene dalla UPEM. Quindi da poco tempo? Sì, penso da pochissimo tempo, adesso non ricordo. Lei ha detto che è da 22 anni che lavora al Sigros. Dal 74. In precedenza lei ricorda chi fosse il responsabile del personale dell'azienda? Gestiva il personale il ragioniere Sicuro. Ragioniere? Sicuro. E svolge ancora funzioni? Sì. Come si chiama? Collabora con il dottor Verso. Con il dottore Verso. E Sicuro come si chiama di nome? Matteo. Ha svolto questo signore, ha svolto le funzioni di dirigente del personale dal momento in cui già lei prestava servizio al Sigros o dopo? Sicuro? Sì. Già a quell'epoca era dirigente del personale? Responsabile del personale. E cosa si decise? Innanzitutto nel corso di questa riunione si cercò di capire, di commentare perché era avvenuto questo episodio, oppure
No, il problema in quel momento è stato quello di stabilire come poter servire i supermercati di Catania o della Sicilia orientale. E avendo un deposito a Palermo, allora si organizzò in modo tale di far servire questi punti vendita da Palermo, ecco, cercando contestualmente un locale su Catania. Su Catania, perché quel locale era andato completamente distrutto, sì. Non era più utilizzabile. Almeno da quello che si vedeva. Ecco, ma si cercò di capire che cosa, perché era successo questo incendio? No, quella sera no. Quella sera no, in occasioni successive? No, niente, poi abbiamo saputo tutto il seguito, saputo nel senso che appunto questa squadra è arrivata e ha dato fuoco e è stato distrutto e basta. Sì, lei è al corrente in relazione alle funzioni esercitate all'interno del Sigros, se a seguito dell'incendio si sono avute trattative con personaggi di ambienti malavitosi per... No, nel modo più assoluto. Nel modo più assoluto. Non ha saputo allora e neppure adesso è al corrente... Nel modo più assoluto. Anche oggi, dico, a processo iniziato, non sa nulla di questa vicenda. Quello che risulta dalla stampa, dalle notizie che sente all'esterno. Quello che sente all'esterno. Lei personalmente è stato vittima di qualche episodio particolare dopo l'incendio del Sigros? Forse no, forse sì. In che senso? In che senso? Io ho avuto un episodio nel marzo 92, se non ricordo male, andando a prendere la macchina in garage sono stato aggredito e minacciato di andare via da Catania. Da chi? Questo è il punto. Sì, da chi? Dico, da quante persone? Da 2 persone. Ci faccia capire come è avvenuto questo incontro. Lei dove si trovava? Lo racconti nei minimi particolari. Allora, sono andato a prendere la macchina di mia moglie in un garage pubblico, e sceso nel garage, mi giro per aprire la porta e mettere in moto la macchina, quando 2 persone mi prendono e mi picchiano minacciando di andare via da Catania. Ma perché lei non è di Catania? No, io sono di Catania. Cioè sono di Catania, abito a Catania, ma sono nato a San Michele di Ganzeria, ho dichiarato. Quindi siciliano? Siciliano, sì. Abito a Catania dal 35, dal 30 anni. Ma l'hanno minacciato soltanto, l'hanno spinto, le hanno dato qualche pugno? Mi hanno dato qualche pugno, qualche schiaffo, poi hanno telefonato a casa dicendo, una sola telefonata l'ha presa mia figlia, di andare via da Catania perché stavolta è stato solo una minaccia, un avvertimento, potrebbe finire male. Ma lei si trovava in compagnia di sua moglie? No, solo. E sostanzialmente cosa hanno fatto? Lei stava aprendo la macchina? Sì. Ecco, mi hanno aggredito e malmenato, così. Ma dico, l'hanno portato da qualche parte, l'hanno chiuso da qualche parte? No, oppure... no, lì proprio... Davanti a tutti? C'erano altre... No, c'era il garagista, ma era lontano, non lo so, perché il garage è grande. Quale garage è? Mi scusi. Un garage di via Carlo Forlanini. Che altezza? Adesso il civico, comunque all'incrocio con via Citelli. Con via Citelli? Sì. Era di notte, di sera? La mattina erano le 8 meno un quarto. Verso? La mattina 8 meno un quarto. 8 meno un quarto. Chi è il gestore del garage? Prima era un certo Chilleni, non so se è lui che risultava come intestatario. Per quanto tempo è durato questo incontro, questi... 5 minuti, 6 minuti, proprio una cosa così. Lo hanno messo in macchina oppure è stato fuori? No, è stata una colluttazione. Ed erano 2 soltanto persone? Sì. Due giovani, perché poi semibuio non ho potuto neanche capire, erano 2 persone. Perché semibuio? Ha detto che erano le 8 e un quarto di mattina? Sì, ma il garage si trova
in un semicantinato. E all'interno del semicantinato non c'era nessun altro? La luce, no, non c'era nessuno. C'era solo il garagista che era in giro a sistemare le macchine. Così. E poi queste due persone, dico, erano arrivate in macchina all'interno del garage o lei li ha trovati? No, credo che sono scesi a piedi e sono scappati perché poi io mi sono messo a gridare. Sa dare una descrizione di queste persone? No, assolutamente. Assolutamente. Se erano alti, bassi, un viso coperto? No, viso scoperto, ma non sono in grado di... Avevano armi? No. E questa telefonata arrivata a casa sua, che fu presa da sua figlia, quanto tempo dopo l'episodio si verificò? Ma poco prima di mezzogiorno, sono state le 11. Cioè lo stesso giorno? Lo stesso giorno, sì. Infatti, il fatto quando si è verificato esattamente, ha detto il marzo e che giorno? Il 9 marzo credo che sia stato. 9 marzo. 9 marzo. Lei poco fa ad una mia domanda ha risposto che io le chiedevo se era stato vittima di un episodio e lei ha detto forse sì, forse che no. Che voleva dire? Penso che la sua domanda mirava a capire se questa minaccia fosse collegata a quanto poco fa mi stava dicendo. Non lo so se è questa la causa, il motivo o questo è un altro, non lo so. Lei ha riferito questo episodio ai suoi superiori? Certo. Con chi ne ha parlato in particolare? Col Presidente, con con il dottor Celli. Celli? Sì. L'amministratore delegato. Il ragioniere Virginio. E poi... Il dottor Celli abita a Catania oppure... No, a Milano. A Milano. Poi? Sono preoccupati, hanno cercato di capire. Ne ha parlato con il colonnello Morelli? È venuto lui a chiedermi, perché credo che sia stato informato almeno dal Presidente, è venuto a chiedermi come era successo, cosa era avvenuto. Basta. Scusi, lei ha detto che lavora al Sigros da 22 anni. E si occupa di un settore, mi è sembrato di capire, tecnico, cioè dell'impiantistica. In che cosa consiste? Dunque, tutti i locali, i supermercati, prima di essere aperti, sono degli immobili più o meno idonei e bisogna adeguarli, adattarli a tutte le normative. Quindi la progettazione dell'immobile e degli impianti mi occupo affinché siano idonei con certificazione di prevenzione incendi, adeguamento dei lavori, pratiche sanitarie. Lei è geometra, cioè è un geometra. Nel corso di questi lunghi anni in cui lei ha lavorato alle dipendenze del Sigros, ricorda di aver conosciuto quale dipendente del Sigros tale Bellia Gaetano? Bellia Gaetano sì, mi pare che è morto. Ricorda... Parliamo di... Lei non faccia domande, risponda. Bellia Gaetano, che a lei risulta morto. Ricorda se all'interno del Sigros o comunque per altre informazioni le risulta che questo signore avesse qualche soprannome? No. Dall'esame dei testi che sono stati dall'esame dei testi dei dipendenti del Sigros abbiamo avuto modo di accertare che uno dei dipendenti si chiama Bellia Francesco. Le chiedo, per quello che le risulta, esiste il rapporto di parentela tra questo Bellia Francesco e Bellia Gaetano? Che io sappia, non so quando sia vero, credo che sia il figlio. Che sia il figlio.
Il soprannome di Bellia Gaetano, forse gliel'ho chiesto, non so se... No. Non lo sa. E questo Bellia Gaetano come le risulta essere morto? Morto per morte naturale o perché è stato ucciso? Non glielo so dire, non lo so proprio. Ho saputo dopo tempo che ho incontrato il figlio e ho saputo che era morto. Nel corso di questo lungo periodo in cui ha lavorato alle dipendenze, scusi un attimo Presidente. Lei ricorda se nell'azienda del Sigros vi fosse un altro dipendente che si chiamava Litrico Giuseppe? Non lo so. Non lo so. Non lo sa. Su questa informazione potrebbe essere utile il funzionario che si occupa del personale. Senza dubbio. Comunque lei non ricorda. D'altra parte io non è che avevo rapporti. Sì, questo l'abbiamo capito. Cioè facevo una vita molto esterna. Però siccome ha detto appunto che conosceva il Bellia... dato che andando in deposito lui era nelle celle che lavorava, comunque spesso per altri lavori. Ricorda, per quello che ha saputo all'interno dell'azienda se il Bellia fosse un pregiudicato? Assolutamente. Non lo sa. Mai no. Assolutamente. Ci sa dire chi sono i proprietari, chi erano i proprietari del Sigros prima che avvenisse, posto che lei lavora da 22 anni, i proprietari del Sigros prima che avvenisse il trasferimento alla SMA? Dunque, nell'86, giugno 86, c'è stato parzialmente la vendita della Sivad, allora Sivad, dal gruppo la famiglia Cosentino, fratelli, cognati e Conservo che era il presidente. Conservo è rimasto e so che l'ha preso un gruppo di Milano e ha continuato per 2 anni. Poi è entrata la Rinascente. Questo nell'86. Nell'86 mi pare di capire esce la famiglia Cosentino, resta Conservo assieme a nuovi soci milanesi, di cui non sa dire nulla. Ma so che io ho conosciuto 2 persone, di cui uno faceva il direttore generale dal giugno 86 fino alla consegna alla Rinascente. E chi era questo? Gabardi Biagio. Come? Gabardi Biagio. Gabardi, Genova, Ancona, Bologna, Ancona, Roma, Domodossola, Imola. Gabardi Biagio. E costui svolgeva le funzioni di direttore generale. Sì. E assieme a questa persona vi era qualche altro? Sì, un altro si occupava della finanza, questo non mi ricordo come si chiama. Non se lo ricordo. Veniva d'altra parte pochissime volte. E prima dell'86 chi erano i proprietari? Sapevo, Conservo e la famiglia Cosentino.
Enrico, Giovanni, Giuseppe. E gli altri soci? Gli altri soci, c'è il Catalano. Catalano chi è? Francesco Catalano. E cosa fa questo soggetto? Di che cosa si occupa? Allora lui si occupava dei deperibili. Dei deperibili, formaggi e salumi. Si occupava in che senso? Che li forniva? Gestiva i fornitori, l'acquisizione. Ed era socio del Sigros? Socio del Sigros. Quindi si chiama Catalano? Francesco. E poi che fine ha fatto? Si è andato... È uscito dalla società in quel periodo, poi ho saputo che è morto, non so, qualche anno fa. E oltre il Catalano? Dunque, Caramazza, cognato dei Cosentino, anche lui purtroppo morto tempo addietro, Nando Iacona, che era pure cognato dei Cosentino. E oltre questi soggetti, altri? Che io sappia no. Le ricorda se il dottor Mario Ciancio era socio nel Sigros? L'ho sentito dopo che sono usciti i Cosentini. Ho sentito che era socio, però non... Cioè dopo che è uscito... La famiglia Cosentino, Catalano, Caramazza, ho sentito che era socio anche il Ciancio. Da solo o con altri gruppi? Rimasto conservo, assieme al milanese, ho saputo che c'era... E Iacona che fine ha fatto? Scusi? Nando Iacona che fine ha fatto? So che è uscito al momento in cui sono usciti i Cosentino. Quindi è uscito assieme ai Cosentini? Sì. Queste sono, ripeto, notizie... Da chi l'ha preso questo? Ma così, in ufficio, dai colleghi. Ci sa indicare specificatamente da chi? No, assolutamente. Lei ha mai conosciuto, ha mai sentito parlare del signor Nicotra Orazio? Nicotra? Orazio? No. Scusate, sarebbe necessario che le persone che occupano i locali dietro e sotto le celle abbassassero la voce. Io non so a chi mi devo rivolgere a questo punto. Se c'è il maresciallo qui, che si fa la voce troppo alta e rimbomba qua dentro. Prego, pubblico ministero continui. Signor Mangione, dopo la distruzione del deposito, lei si è mai occupato della acquisizione o del reperimento di altro locale idoneo? Sì, le trattative, la ricerca l'ho fatta io personalmente. Ci può dire con chi fece queste ricerche? Dunque, per primo sono stato io a telefonare al cavaliere Ennio Virrinzi, perché lo conoscevo così, sapevo che disponeva di qualche locale, infatti lui stesso mi ha offerto dei locali, ma erano piccoli e quindi non è andato in porto alcune proposte che lui stesso mi Erano locali già di sua proprietà? Non lo so. Ci può dire quali erano questi locali, magari dove si trovavano, se lo ricorda? Ma su San Giuseppe l'Arena uno e un altro, non so dove, a Giardine forse. E poi in seguito mi ha offerto dove siamo attualmente, a Palma Torrazzi, locale dell'ex Birra Messina. E trattaste direttamente con il cavaliere Virrinzi? Io con lui ho visitato il locale, ho avuto le piante, l'ho verificate, l'ho ritenute fattibili per le dimensioni, per l'ubicazione, per la viabilità, l'ho presentato in direzione
e ci fu una trattativa. I proprietari dei locali chi erano? Sempre quelli della Birra Messina oppure? No, da noi ha trattato, mi è stato detto da Berlinzi. Disse che aveva una trattativa, un'opzione per quel locale. Lei ha mai conosciuto durante questa trattativa l'avvocato Menza? Sì. Sa per conto di chi prestava la propria attività l'avvocato Menza? L'avvocato Menza l'ho conosciuto presentato dal cavaliere Berlinzi, perché a un certo momento, mentre lui con noi stava portando avanti questa trattativa, o stava definendo, non so fino a che punto, un giorno disse: guardi che il locale non posso averlo più io, non è più mio, e se vuole parli con l'avvocato Menza che può essere interessato a continuare la trattativa. E sa chi erano i nuovi proprietari? No. Finito praticamente. All'epoca in cui lei è stato vittima di questo incontro con questi due personaggi, ricorda chi fossero i suoi collaboratori più stretti? Ma io gestisco l'ufficio tecnico con 17 persone. E ce ne vuole indicare qualcuno di queste persone? Più direttamente c'è il geometra Rosso che si occupa della manutenzione direttamente. Poi c'era uno addetto agli impianti, un certo Di Raimondo. Di Raimondo il nome? Di Raimondo Alfio. Poi? E poi tutta una serie di geometri che si occupano dei problemi esterni. Questo signor Di Raimondo Alfio dove abitava? A Catania. In particolare ricorda dove abitasse? A Venesima, ma non so esattamente dove. Lei ha dichiarato, quando è stato sentito dalla Criminal Poll il 10 marzo del 92, ha dichiarato abitava nei pressi del Corso Indipendenza. Venesima, sì, da quelle parti. Lei sa se questo signor Di Raimondo Alfio è parente di qualche personaggio gravitante in ambienti malavitosi? No. Non lo sa? Non lo so. Non lo sa. Lei non ha mai avuto, ovviamente è sempre sotto giuramento ed è una circostanza sulla quale richiedo la sua massima attenzione. Lei ha avuto modo di parlare col colonnello Morelli di iniziative che erano state prese dal gruppo della Rinascente dal gruppo della Rinascente, in particolare da chi si occupava della sicurezza degli impianti, per poter risolvere la vicenda che si era creata a seguito dell'incendio? Le chiedo se il colonnello Morelli lo ha messo al corrente di iniziative che egli aveva preso per definire una trattativa con ambienti criminali ai quali era riconducibile la paternità dell'attentato al Sigros. No. Ne ha mai parlato con altri di questa vicenda? No. Lei conosce il signor Tuccio Salvatore? No. Non lo ha mai visto? No. Ne sa se è stato un fornitore del Sigros? Ho saputo che
poi era un fornitore. E allora perché risponde che non lo sa? Non lo conosco, lei lo conosce, non lo conosco. Conosco non significa solo conoscere materialmente, ma significa sapere chi è. Mi ha sentito dire da chi? Ho sentito che in ufficio era un fornitore. Da quanto tempo? Non lo so. Non ho altre domande. Ci sono interventi? Può andare. Grazie. Lei. Buonasera. Prossimo test. Virlizzi. Presidente, se la cancelleria può dare atto della mia presenza. Il vantaggio della videoregistrazione, avvocato, è che le persone presenti in aula sono presenti anche nella registrazione dell'udienza, quindi fa parte anche questo degli atti del processo, anche la registrazione. In ogni modo il cancelliere ne dà atto anche per iscritto ogni volta che arriva un difensore di annotare, ha cura di annotarlo anche nel verbale scritto. Presidente, le chiedo scusa, solo per organizzare la mia serata, perché ho anche impegni di studio. Io chiedo di sapere se è presente la signora Gulisano e quando la procura pensa di poterla sentire. Se non ci sono difficoltà, se può sentirla adesso, perché io dovrei necessariamente rientrare in studio. Se ci sono difficoltà organizzative me lo dite, ci organizziamo conseguentemente. Non credo che impiegheremo molto tempo per gli altri testi, comunque la Gulisano sarà sentita dopo 2 testi, avvocato. Questo non l'abbiamo sentito già. Ecco, non ci abbiamo fatto il gesto. Si accomodi. Si dovrebbe aggiustare il microfono, alzarlo in modo da orientarlo verso la sua persona, e le sue generalità complete, luogo, data di nascita e luogo di residenza, oltre che nome e cognome naturalmente. Giornata del 19-10-34. Ci siete? No. Sempre buono. Sì, ora in quel foglietto c'è la formula del giuramento, signor Presidente. Consapevole della responsabilità morale e politica che assumo con la mia reputazione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere durante la mia conoscenza. Adesso ascolti le domande del pubblico ministero e rispondendo cerchi di orientarsi sempre al microfono. Lei si può girare in modo da guardare l'interlocutore, ma deve conseguentemente girare anche il microfono. Perfetto. Che attività lavorativa svolge? Come? Che attività lavorativa svolge? Io faccio l'imprenditore. Lei ha avuto mai rapporti di affari con il Sigros? E ho cercato di avere rapporti di affari. Ci può ricordare in che occasione? Quando ci fu l'incendio del deposito Sigros, considerando che sono dei colleghi imprenditori, misi a disposizione del Sigros una struttura di mia proprietà a titolo gratuito per poter mettere le loro merci in un deposito protetto dall'intemperie. Successivamente ebbe modo di trattare anche altri depositi nell'interesse del Sigros che non fossero di sua proprietà? Prima offrì anche un locale in affitto in via San Giuseppe l'Arena, con un deposito di circa 10.000 metri quadri che per metà era libero in quanto l'inquilino che c'era se n'era andato senza pagare.
l'altra metà era ancora affittata alla ditta Femar, però mi avevano preannunziato che me l'avrebbero lasciato libero di lì a poco tempo e offrì questo locale al Sigros. Lei conosce il dottor Calogero Romano? Come? Conosce il dottor Calogero Romano? Sì. E sa di che cosa si occupa o si occupava? È il rappresentante di un'industria di vetro e inoltre è socio in un'iniziativa che produce dell'anidride carbonica. Lo conosco da 45 anni circa. Lei, Cavaliere, ha mai trattato affari con il gruppo proprietario della birra Messina? Sì. Ci può dire in che occasione? Ho saputo che la birra Messina vendeva il proprio stabilimento che hanno la zona industriale. L'ho saputo da un mio dipendente, un dirigente che prima era stato alle dipendenze della birra Messina, il dottor Sapienza. Lei ha avuto modo di acquistarlo questo stabilimento? No, io ho visitato questo stabilimento assieme ai miei fratelli perché pensavo di comprarlo in quanto il prezzo che veniva richiesto mi sembrava un buon prezzo. Quant'era il prezzo? La richiesta era poco meno di 5 miliardi. Lei conosce il geometra Mangione? Sì. Ci può dire chi è? Il geometra Mangione è un dirigente tecnico del Sigros. Lo conosco da molto tempo, da quando lavoravo alle dipendenze del Cavaliere del Lavoro Conservo. Lei ebbe modo di incontrare il geometra Mangione in occasione delle trattative? Io ho trattato prima con Sigros l'affitto di un immobile di proprietà del nostro gruppo esistente sulla nazionale Catania-Siracusa a Primosole. In quell'occasione stipulai un accordo con la società Sigros della durata di 6 mesi, stabilendo anche un prezzo di affitto, però era condizionato alla clausola che la Sigros avrebbe dovuto ottenere l'autorizzazione di poter aprire un grande supermercato. Questa autorizzazione non l'hanno ottenuta e l'impegno dopo 6 mesi è divenuto privo di ogni efficacia. Per quanto riguarda il deposito della birra Messina, lei ebbe modo di trattarlo anche per farlo avere al responsabile del Sigros? Assieme ai miei fratelli l'idea di comprare questi immobili, pur essendo dal punto di vista economico un affare vantaggioso, ci preoccupava di ulteriori investimenti in immobili in questa città, visto le situazioni che si erano determinate con l'incendio del deposito Sigros. Quindi si è detto continuare a investire in questa città non è opportuno. Allora abbiamo trattato ugualmente, però subordinando l'acquisto a una preventiva definizione con il Sigros sull'affitto. Avevamo stabilito anche le condizioni di prezzo e le opere da effettuare per ristrutturarlo secondo le loro esigenze. Voi con chi trattavate specificamente, quali responsabili della birra Messina? Io ho parlato al telefono con un certo, se non ricordo male, Faranda. Ricorda poi se il gruppo della birra Messina ebbe a vendere questo immobile? Sì, ha venduto ad altri. Sa dire che ha acquistato? Io stavo trattando l'acquisto della birra Messina e nello stesso tempo l'affitto a Sigros. Come le ho detto, avevo subordinato la definizione dell'acquisto all'impegno del Sigros di prenderlo in affitto. Adesso non ricordo esattamente la data, ma io fui assente da Catania per circa 8-10 giorni a seguito di un intervento chirurgico in Francia a mia moglie e quindi essendomi allontanato prima della partenza avevo concordato, cioè ho portato avanti le trattative intorno a 4 miliardi e mezzo, però prima di definire volevo un impegno formale da parte del Sigros. Quando sono rientrato in questo viaggio in Francia
ho appreso che mi era stato fissato un appuntamento il giorno dopo del mio arrivo con i dirigenti del Sigros, con il presidente, il direttore generale, il consigliere delegato, che sarebbe venuto a Catania per definire questa cosa. Prima di andare alla Sigros per portare avanti questo ulteriore impegno, mi sono preoccupato di telefonare a Messina per confermare la loro disponibilità a vendere. In quell'occasione mi hanno detto: ci dispiace, lei non si è fatto sentire e noi l'abbiamo venduto. E sono rimasto molto male, soprattutto per la figura che avrei fatto nei confronti di Sigros, perché avevo trattato qualcosa che non potevo più mantenere, e questo mi dava terribilmente fastidio, abituato come sono a rispettare gli impegni. E ho chiesto a chi avessero venduto. Mi hanno detto: hanno venduto all'avvocato Carlo Menza. Carlo Menza è un mio compagno di scuola, quindi l'ho chiamato al telefono per chiedergli, ho detto: Carlo, ti sei comprato questo immobile? Io lo stavo trattando pure e sono in difficoltà con la Sigros, adesso come faccio a dire che l'immobile non c'è più? Ho detto: tu potresti essere interessato eventualmente ad affittarlo, tenendo conto che un ottimo affitto è un ottimo inquilino. Ma io non l'ho comprato per me, io faccio l'avvocato e l'ho acquistato per conto dei miei clienti. Ho chiesto chi fossero questi suoi clienti e mi ha detto: Fratelli Di Martino. Ho detto: puoi dire loro se sono disponibili ad affittarla a queste condizioni? Dice: ti farò sapere. Io sono andato a questo appuntamento a Mister Bianco e ho riferito esattamente come andavano le cose. E dice: ma adesso come facciamo? Ho detto: guarda, io penso che chi l'ha comprato non avrà difficoltà probabilmente ad affittarlo. E sa com'è finito? Se poi andò in porto? L'importo? No, se poi andò in porto, diciamo, sì, l'affare. So che l'affare lo hanno concluso. Lei all'epoca chi conosceva dei responsabili del Sigros? Mangione, il presidente Ciechi, il direttore generale, se non ricordo male, Sorrentino, e conoscevo anche il presidente della Rinascente Tramontana. Tramontana sa se è ancora vivo? No, è morto. Io ho finito per il momento, Presidente. Scusi, per tutte queste cose che le ho detto, io le ho dichiarate a suo tempo alla questura di Catania perché mi hanno fatto un interrogatorio specifico. Sì, infatti, Cavaliere, ma è necessario ribadirle perché questo è ormai il sistema attuale del processo. Sono difficoltà. Il pubblico ministero ha finito? Sì. Completamente. Ci sono interventi? Può andare, grazie. Può andare. Tutto qui. Buonasera. Prossimo teste. Arcidiacono Salvatore. Si accomodi. E il signor? Arcidiacono. Il nome?
Il luogo, la data di nascita e il luogo di residenza. 8-10-96. Chi siede a Paternò? In questo suo foglietto che ha in mano c'è la dichiarazione relativa di assunzione di responsabilità relativa alla testimonianza. Dovrebbe leggerla a voce alta. Il pubblico ministero può procedere. Ascolti le domande del pubblico ministero. Signor Arcidiacono, che attività lavorativa svolge? Guardia particolare giurata. Per quale istituto lavora? La Celere. Da quanto tempo? 5 anni. Ha espletato mai la sua attività presso il Sigros? Sì. Ci può dire in quale periodo? Dal 90 al 92. Da quando sono stato assunto, dal 90, da ottobre del 90. Che tipo di servizio fornivate al Sigros nel 91? Vigilanza alla portineria, controllo camion, merci all'entrata e all'uscita. Con che orari di lavoro? Dalle 07 alle 13 o alle 15, bisogna vedere se c'era anche un po' di straordinario così. Poi dalle 15 alle... era 24 ore su 24. Quindi una copertura di 24 ore? Sì, 24 ore, sì. E lei e solitamente le persone addette al servizio erano sempre le stesse? Ma in quel periodo c'ero io come servizio là. Cioè lei faceva... Diurno, sì, servizio diurno. Diurno, quindi lei ogni giorno aveva un turno di lavoro al Sigros? Sì. Da quanto tempo questo avveniva? Da quando sono assunto un anno e mezzo così, quasi effettivo là, dall'ottobre del 90 fino alla fine del 91, poi alternato. Dopo il 91? Sì, poi alternato quasi di servizi. Lei ricorderà quindi l'incendio che si è verificato? Era in servizio quel giorno? Sì, era in servizio. Cosa ricorda di quel giorno, di quella sera? Ricordo il panico e il tutto, mentre controllavo i camion, se ne al solito nel mio servizio, entrate e uscite dei camion, verso le 6 nel tardo pomeriggio, saranno state le 18 e qualche cosa, non ricordo ora. Ho visto il panico dei ragazzi che uscivano dal Sigros urlando. E quindi cosa ha fatto? Tempestivamente ho avvisato il mio corpo di vigilanza, la Celere, che mandavano i soccorsi, come le forze degli ordini e pure i pompieri. Ha potuto vedere o capire qualcosa per quello che era avvenuto? No, nel primo momento facevo il mio servizio regolarmente di controllo e c'erano pure autisti, una marea di autisti e altro. È tutto recintato lo spazio riservato al Sigros? Sì, sì, tutto recintato. Quante aperture vi sono, oltre quella presidiata da lei? Quella centrale dove sono io, solo quella c'è come apertura di entrate e uscite, non c'erano altre. Come altre... passo carrabile? Sì, come altre aperture c'erano, però sono chiuse, non si può accedere. Cioè chiuse come? Ce n'è un altro lì dietro, un altro cancello. Ah, con cancello. È chiuso però, poi è tutto recintato con mura. Vi sono portoncini o altri accessi non carrabili? No, meno che io sappia no. L'altezza, diciamo, del muro perimetrale? Il muro perimetrale è dietro, sarà un 3 metri o qualche cosa, poi davanti sono tutte cancelle, inferriate. Ecco, quindi c'è tutto quanto una recinzione in cancelli? Sì, davanti. Nella parte della strada dove sono io in postazione, dietro è tutto recintato in muro. E l'ingresso da lei presidiato da
su cosa? Su quale strada? Sulla strada principale. È una strada privata oppure una strada provinciale, nazionale? No, è chiusa come strada, non è né privata né provinciale, è chiusa. È una strada interpoderale? Sì, non continua poi. Si ferma al Sigros la strada asfaltata, poi non è una strada percorribile. Lei ha notato qualche autovettura ferma su quella strada? No, e poi in quella strada dove sono io ci sono camion, in quel periodo ci saranno un 30-40 camion, c'era questo movimento tutti i giorni, tutte le sere. Quindi là c'era come specie di parcheggio di automezzi. Quindi tutto più o meno la parte anteriore, le diceva, è recintata con una cancellata, mi sembra di capire. Sì, c'è il cancello dove sono il cancello di entrata e uscita, poi ultimo cancellare. E per quanto si estende questa cancellata? Ma sarà approssimativamente 100 metri, un 100 metri. Un 100 metri? Sì. Anche di meno, 80, 100. E tutto il prospetto davanti della strada. Mentre tutto il resto è recintato a muro? Sì, a muro c'è pure qualche cancello, però chiuso sempre. E la cancellata quanto è alta più o meno? Ma sarà un 2,5 metri così. Ha appreso da qualcuno dei dipendenti Sigros cos'era avvenuto esattamente? Nel primo tempo quando sono venuto c'era soltanto, come ripeto, caos, panico, chi mi diceva una cosa, poi quando io ho sentito che c'erano uomini armati ho avvisato subito le celle e le forze dell'ordine, quando subito mi hanno detto che c'erano persone armate. Io al primo tempo pensavo una rapina o qualcosa. Le dissero, sì prego, poi? Poi subito, manco 2-3 minuti ho visto del fumo e del fuoco che si stendeva dietro il capannone. Lei ha parenti che si chiamano Arcidiacono Francesco? No. Lei tuttora espleta la sua attività al Sigros? No, ora sono all'Ove, all'ospedale. Da quanto tempo? Ma è in base ai servizi, perché una volta sono all'ospedale, una volta sono altri servizi, base ai servizi che mi Cioè danno. al Sigros poi lei mi ha detto si è alternato Sì, nell'ultimo periodo, quindi fino a quando come periodo ha lavorato al Sigros? Ma come continuo sempre fino alla fine del 91, così, dopo l'incendio, dopo 4-5 mesi, poi mi hanno spostato. Come generalmente ora cambiamo sempre, per esempio ora sono in banca per dire. In quale banca è? Come ora? Sì. È alla BAE. Qui a Catania? Sì, a Catania, sempre ai servizi della CERE. E ha prestato servizio presso altre banche? Ma sempre come piantonamento, Come? Come piantonamento sempre. Sì. Ogni tanto. Ma generalmente io faccio piantonamento, prima facevo al Sigros, ora sono agli ospedali. Ecco. Al Vittorio No, dicevo, presso quale altre banche oltre... ultimamente sono stato alla Cassa San Giacomo, pure alla Cassa San Giacomo. Poi? E basta, solo queste qua. Altre banche oltre queste? No. Alcune di queste banche sono state oggetto di rapina nel periodo... No, quando sono stato io non ho mai avuto rapine o altro. Suo padre che attività svolge? Ora è pensionato, bracciante agricolo. Grazie. Prego. Ci sono interventi? Possiamo licenziare il test? Può andare, grazie. Prossimo test. Anastasi, Pulisano Magazzini.
Presidente, le chiedo scusa. Per Bosco Mario io sono anche in sostituzione all'avvocato Carmelo Peluso. Buonasera, le sue generalità complete. Sì, Goristano Magatina. Nata? Nata nel 41, a Tevare. Presidente a Tevare. Sì, dovrebbe leggere la dichiarazione di assunzione di responsabilità. Devo leggere questa? Sì, sì. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Sì, ora ascolti le domande del pubblico ministero. Io non la sento. Sì, adesso ascolti, il pubblico ministero le farà delle domande e lei si rivolga al pubblico ministero e si aggiusti il microfono in modo che rispondendo possa parlare in direzione del microfono. Va bene? No, se lei si volta di là non va bene. Così, perfetto. Signora, che attività svolge? Io non sento bene purtroppo. Una? Non la sento. Che attività svolge? Ah, ecco, io sono un'artigiana. In particolare, di che cosa si occupa? Facciamo insegne luminose. Facciamo significa che lei in società... Sì, con gli operai, certo. Ma è un'attività che svolge da sola, nel senso è imprenditore individuale? Io sono la titolare. È la titolare. Ci sono gli operai. Gli operai. E questa attività dove la svolge? In via Pietro Mascagni. Numero? 67. Numero 67. Questa attività che reddito le produce? Veramente sono in un momento particolare. Ci faccia capire. Con la crisi c'è pochissimo lavoro. Pochissimo lavoro. Da quanto tempo c'è questa crisi? Da quanto comincia? Un paio di anni. E tutto questo in che cosa si traduce, questa crisi? Niente, poco lavoro e quindi non poter pagare i fornitori o le banche, insomma cose normali, telefono, luce, i problemi tutti i giorni. Ecco, ha debiti in conseguenza di questa crisi? Ah? Debiti? Sì, certo, INPS, INAIL, insomma tutte le cose inerenti alla ditta. Signora, lei conosce Anastasia Roberto? Sì, conosco, sì, così. Come lo conosce? Perché io dove abito io è nel vicinato. Dove abita lei? Io abito lì da 35 anni. Da 35. Lei è sposata, signora, mi scusi? Sì. Suo marito come si chiama? Io sono separata. Come si chiama suo marito? Garrubba. Come? Garrubba. Il nome? Alfonso. E che attività svolge lui? È in pensione. In pensione. Prima che attività svolgeva? Era militare dell'aviazione. Dell'aviazione. Quindi, allora, ritorniamo ad Anastasia Roberto. Come lo ha conosciuto, signora? Perché lì nel vicinato, diciamo, non si vedevano sempre, cioè, io abito lì, quindi uscendo si poteva incontrare le persone così, insomma, del vicinato. Che nel vicinato? Ma dove abita il signor Anastasia? No, non lo so. Mi scusi, ha avuto occasioni di incontrarlo, di parlargli, ha avuto rapporti? Il saluto del vicinato
Ecco, ma dico, lei sa il nome di tutte le persone del vicinato? No, non li so tutti. Appunto. E allora com'è che sa il nome di Anastasia Roberto? Anche perché c'è stato un discorso che io ho già detto, insomma, che avevo avuto gentilmente, mi aveva fatto una cortesia, data la mia situazione avevo chiesto se mi potevo fare una cortesia di prestarmi qualcosa. Di prestarle qualche cosa? Sì. Cioè denaro? Sì, certo, anche deve essere possibile. E quanto denaro le ha prestato il signor Roberto Anastasia? Allora sono stati 3 assegni. 3 assegni? 3 da 10 milioni. 3 assegni da 10 milioni? Sì. E come mai lei si è rivolta al signor Anastasia Roberto? Perché era lì, sempre lì, lo vedevo così quando io uscivo. Scusi signora, lei vedeva lì, io penso che ci siano altre persone. Vedo del buon vicinato. Sì, ma come fa? Mi hanno aiutato un po' tutti, perciò insomma per ecco, me. Ma dico, ho chiesto semplicemente se conoscevo qualcuno, se mi poteva aiutare, ecco. A chi lo ha chiesto? A chi lo ha chiesto? Al signor Anastasia, ma lui ha rifiutato prima, mi ha detto che non conoscevo nessuno, non mi poteva aiutare. E poi? Poi ho insistito, poi dopo un po' di tempo sempre avevo problemi, hanno detto ma che cosa può fare? Basta. Poi lui si è interessato. E come si è interessato il signor Anastasia? Si è interessato presso un'altra persona, il signor, credo che si chiami Bosco, non lo so. Io non sono... Bosco come? No, il nome non me lo ricordo, non lo so, io non ho avuto rapporti con il signor Bosco. Bosco Mario le dice qualcosa? No, non lo so. Non lo sa. E allora come si è rivolto? Io ho dato questo assegno e lui mi ha dato i soldi e basta. Cioè lui si sarà rivolto a questo signore e poi me li ha fatti avere. E questi assegni per quale importo erano? 10 milioni? Sì. Lei, mi faccia capire, lei ha firmato degli assegni? Sì, del mio carnet ho dato 3.000 assegni. E li ha consegnati a questo signore? Al signor Anastasia. Per un importo di 10 milioni? Ciascuno. E poi? Con scadenza? No, scadenza. Questi fatti quando... Appena io potevo glieli avrei dati. Appena avrei potuto glieli avrei dati. Ma questi assegni in che epoca li ha emessi? Prego? In che epoca li ha staccati? Adesso non mi ricordo, ma in quel periodo, qualche 2 anni, 3 anni, non mi ricordo bene, in quel periodo in cui... Questi 3 assegni da 10 milioni li ha staccati tutti in una volta oppure in periodi successivi? No, questo non me lo ricordo. Se sono le voglio dire, signora, lei ha chiesto 30... dice nel periodo, in quell'anno, ecco, diciamo... No, le sto chiedendo una cosa diversa. Lei ha chiesto un prestito di 30 milioni oppure ha chiesto un prestito di una somma diversa? Non lo so, se prima ha chiesto 10, poi ha detto se era possibile avere altri 10, visto che era possibile, allora ne avrò chiesti altri 10 ancora, sono arrivati a 30, insomma, non è che ho chiesto 30, non mi ricordo adesso veramente. Sì, 30 milioni non è che sono... cioccolatini e quindi le sto chiedendo aspetti signora, sto cercando di capire da lei la dinamica di questo prestito, quindi lei deve fare un po' di attenzione perché 30 milioni, ripeto, non sono 30.000 lire, ecco, quindi faccia un po' di attenzione a quello che dice, ecco, le sto chiedendo, siamo 2 anni fa, un paio di anni fa, lei è andata dal signor Roberto, è andata, a quanto pare l'ha incontrato per strada. L'ha incontrato per strada. Chiunque mi poteva aiutare per me. Allora l'ha incontrato per strada il signor Roberto Anastasia? Sì, là vicino dove abito io, così l'ho visto. L'ha visto e gli ha detto... Per caso, Ma come sapeva che Anastasia prestasse denaro o comunque potesse prestarle? Guardi, mi hanno aiutato parenti, amici, tutti mi hanno aiutato perché io ho preso... Io voglio dire, signora, al di là di questo rapporto di prestito di denaro, lei ha avuto altri rapporti col signor Roberto Anastasia? Lo ha conosciuto soltanto per questo?
lo conoscevo perché lo vedevo lì. Ma lo conosceva, si salutava semplicemente? Sì, si saluta perché certo. E poi le ha chiesto, dico chissà se mi può prestare soldi. Mi può aiutare, così come avevo fatto con i miei parenti. Ecco, e quanto gli ha chiesto? In totale sono 30, ora non mi ricordo se sono stati tutti una volta, credo che sia stato prima, avrò chiesto 10 chiaramente. Poi magari, visto che era prima lui si è rifiutato, ha detto no signora, non lo posso aiutare completamente, non conosco nessuno, non lo posso aiutare, io non ho soldi, niente. E poi io, quando ho dato di rivederlo, ho detto, ma che cosa può fare? Sì, no, ho dovuto insistere. Ha dovuto insistere poi? Sì. E poi dice vediamo un po', insomma, ci da vicino, vediamo un pochettino che si può fare. E poi mi ha chiesto che aveva chiesto questa cortesia al signor Bosco. E quanto le ha prestato? Allora in totale sono 30, però se in totale l'abbiamo capito che sono 30. Però io non mi ricordo se io ho dato tutte e 30, se gliel'ho chiesto tutte e 30 in una volta, oppure ho detto prima 10, poi ho detto senta, glielo può chiedere altre 10, ecco, questa precisione non te la posso dire. Non me la signora, il problema è un altro. Qual? Dico, lei si è fatta prestare 30 milioni o 10 milioni? No, 30 sono. Quindi in totale lei sono 30. Non gli assegni, le sto chiedendo. Io ho dato l'assegni, ho dato 3 assegni. 3 assegni? Sì, 3 assegni. E glieli ha dati tutti in una volta o frazionati nel tempo? Che cosa? Gli assegni. Questo non me lo ricordo. Cioè io non mi ricordo se ho fatto tutto in una volta, se quella disponibilità ci fu tutto in una volta. Cioè, però ricorda. Breve, però comunque. Ecco, però ricorda di aver ricevuto 30 milioni. Sì, certo. E cosa ne hai fatti di questi 30 milioni? Ho cercato di poco perché insomma la mia situazione, ma qualcosa ho potuto tamponare, quelle più urgenti, insomma, quei fornitori che avrebbero fatto istanze di fallimento, quelli che non volevano aspettare. E questi assegni poi che fine hanno fatto? No, io purtroppo non ho potuto pagare ancora. Ah, ancora non li ha pagati? E ancora sono in una situazione che non posso pagare però. E non ha pagato niente di questi 3 assegni? No, niente, ancora non ho dato niente. Non ho potuto niente. Non ha potuto niente. Quindi le sono state E questi assegni dove sono, signora? Non lo so, io non ce li ho chiaramente. Io gliel'ho dati, non ecco. So, chi l'avrà, non lo so, chi gliel'ha dati, non lo so. E a nome del prenditore degli assegni chi era? A chi erano intestati gli assegni? Li ha firmati lei? Li ha firmati? Sì, li ho firmati, però non me lo ricordo. Non so se l'ho girato, se l'ho intestati, non me lo ricordo completamente. Però non è più in possesso di questi assegni? E come si conoscevano il signor Anastasi col signor Bosco? Non glielo so dire completamente. Ne sa che attività svolge il signor Bosco? Sì, c'ha una macelleria. Dove c'era questo? In via Elvedo Scammarca, sempre del vicinato praticamente. Perché lei dove abita? Io abito sulla via Gabriele D'Annunzio, però siamo lì ad anni. E quindi lo conosce? Lo conosce il signor Bosco? No, la spesa non la facevo sempre. Ma lo conosce, dico? No, non ho. L'ha visto o non l'ha mai visto il signor Bosco? Ma le posso dire che... Signora, lei è sotto giuramento. Non lo conosco, l'avrò visto, non so se me lo... può darsi che me lo ricordo, se lo vedo può darsi non ho signora, ci ha mai parlato per... non avevo io... Ci ha mai parlato per telefono col signor Bosco? No. È sicura? Sì. È sicura sotto il giuramento che lei non ha mai parlato col signor Bosco? Sì. Non c'era motivo, cioè è stato da tramite il signor... E come fa a sapere allora che il signor Bosco ha la macelleria in via... dove ce l'ha? In via? In via Elvedo Scammarca. C'è scritto macelleria Fratelli Bosco. E poi il signor Anastasi mi ha detto che si era interessato presso di lui a farmi questo favore, però io il rapporto l'ho avuto solo col signor Anastasi. E il signor Anastasi, che pure le aveva dato questi soldi, non ha mai richiesto la restituzione di questo denaro? Quindi, quando era possibile, dice il signore quanto può chiaramente, io purtroppo ancora oggi non posso completamente. Ma ha insistito per avere questi soldi il signor Anastasio oppure
Le ha chiesti solo una volta e basta. Certo, che c'entra? Ma lo chiedeva, insomma. Ah? Me lo andava chiedendo quando era possibile, mi diceva signora quando può, e io dicevo vediamo, per ora non è possibile, vediamo. L'ha mai minacciata per la restituzione di questo denaro? È sicura di questo, signora? Sì. Lei sa benissimo che se le faccio questa domanda vuol dire che mi faccia finire. Se le faccio questa domanda vuol dire che da qualche cosa che è in possesso, che è nelle carte processuali, risulterebbe qualche cosa di diverso. Quindi se le faccio questa domanda e lei risponde sotto il vincolo del giuramento, ha un obbligo ancora in più per dire la verità. Io le sto chiedendo, signora, mi faccia finire. La minaccia è un termine che bene o male tutti conosciamo. Ecco, io le sto chiedendo se il signor Anastasi le ha mai fatto minacce, richieste, prospettandole qualche soluzione particolare se lei non avesse restituito queste somme di denaro. È sicuro? Sì, sicura? Io anzi ero tranquilla, veramente una persona mi hanno aiutata. L'hanno aiutata, in effetti. Veramente. In effetti c'è una telefonata che è del dicembre del 1992, nel corso della quale Anastasi le dice che succederà alla valle, che le togliamo anche... Signora, mi faccia finire. Sì. che succederà un macello. Queste telefonate... Presidente, scusi, Presidente Virardi, scusi. Presidente, c'è opposizione da parte dell'avvocato Gino Grassia perché il pubblico ministero sta utilizzando in questo momento solo i verbali sommari di trascrizione delle intercettazioni telefoniche. Di questa intercettazione telefonica il pubblico ministero all'inizio di questo processo ha chiesto la trascrizione integrale. Quindi io ritengo sia più corretto e più conducente per un completo accertamento della verità attendere per queste contestazioni la trascrizione integrale, perché qui si estrapola dal testo della telefonata intercettata solo 1, 2, 3, 4 frasi, ma comunque non abbiamo il testo integrale. Per una buona e completa intelligenza del problema che ci occupa in questo momento, pare a questo difensore sia necessario attendere la trascrizione completa della telefonata. Quindi al momento io chiedo di poter soprassedere all'interrogatorio della signora, perché in questo momento non sono possibili le contestazioni, perché osta il fatto tecnico della non completa trascrizione della stessa telefonata. Si tratta di stralci di verbale, sono quei verbali che nell'immediatezza dell'ascolto il personale addetto di polizia giudiziaria segna sommariamente su dei brogliacci. Non mi pare che queste carte possano essere concretamente utilizzate per la contestazione. Presidente, il pubblico ministero può utilizzare le sue risultanze solo per porre domande alla testa, non anche per fare contestazioni. Infatti non abbiamo mai parlato di contestazione. Peraltro la signora ha già risposto in un certo senso, perché quando il pubblico ministero parlava e ricordava un'espressione usata dall'Anastasi, perché succede un macello, la signora ha risposto è un modo di dire, quindi sostanzialmente ricorda che fu fatta una telefonata di questo pubblico ministero. Mi consenta, però la signora ha risposto a questa domanda nel modo che lei ha... Non ho capito se lei sta facendo un'opposizione. No, sto facendo un'opposizione. Opposizione a che cosa, avvocato? Se lei mi fa parlare io glielo dico. Ma se lei mi interrompe senza che io ho formulato la domanda, non ha motivo di opporsi. Io faccia finire la domanda e poi si oppone. Avvocato, non ho fatto la domanda. Se non ha finito, finisca.
Allora, signora, ha ricevuto minacce nel corso di queste conversazioni telefoniche con il... Io non li ho considerati. Presidente, c'è opposizione a questa domanda e spiego anche perché. In effetti questa domanda a me pare che qualunque possa essere la risposta non possa consentire una risposta completamente genuina, perché il pubblico ministero, ed il Presidente poco fa mi ha dato ragione, non può fare una contestazione, perché poco fa una contestazione ha fatto dicendo scusi mi faccia finire, pubblico ministero, io l'ho fatto finire, lei me l'ha chiesto ed io in buon ordine l'ho fatta finire, per una questione di par condicio rispettiamo i ruoli. Allora cosa è successo? In pratica il pubblico ministero ha fatto una sorta di contestazione su quello che era il contenuto della risposta della signora Pulisano, e il Presidente ha opportunamente precisato che non erano possibili contestazioni sulla base delle trascrizioni sommarie. Quindi quando ha contestato alla signora il contenuto di una parte della telefonata, quella è una contestazione, quando ha letto una parte della telefonata. E allora, conseguentemente, la domanda che viene posta solo a seguito di quella contestazione nulla, a me pare che non debba avere seguito. Presidente, io credo che la contestazione... Scusi, pubblico ministero, l'opposizione è rigettata, la signora può rispondere alla domanda. Ha già risposto la signora. Ha chiesto il pubblico ministero se lei per telefono aveva ricevuto minacce o se erano state usate frasi intimidatorie nei suoi confronti. La signora ha anche risposto che non le considerava tali. Sì, no. Non le considerava tali. Risulta dal verbale. Lei non considera tale, signora, una espressione del tipo quelli vengono là e rompono tutte cose? Non la considera tale? Non è una minaccia per lei? È un complimento? Non lo so, mi faccia capire. No, non mi sono preoccupata, perché non mi sono preoccupata, perché io non è che cioè appena è possibile aver pagato, sono una persona per mi conoscono, sono cresciuta lì, quindi non mi sono preoccupata, cioè il modo di fare. Non si è preoccupata? Non si è preoccupato. Allora mi spiega perché di fronte ad una indicazione di questo tipo, ad una minaccia secondo me di questo tipo, vengono là e rompono tutte le cose, lei risponde ma scusi, non li attaccano? Cioè non si è preoccupata? Io ho detto questo? Sì, signora. No, scusi, cioè questo rientra nella seconda. No, non era una contestazione, Presidente, perché io comunque chiedevo di spiegare alla signora il senso di questa frase. Come si dice, una risposta conseguente a quella domanda. Presidente, scusi, ma la signora deve o no rispondere? Presidente, mi consenta, la signora deve o no rispondere a questa domanda, perché mi pare che lei ha precisato che il pubblico ministero stava commettendo quasi l'errore di prima, quello della contestazione, che lei ritiene non possibile. Se possiamo dire non teniamo conto della risposta, avvocato. Sì, però... Avvocato, la contestazione... No, Presidente, mi consenta... Tecnicamente, avvocato, la contestazione è il contrasto tra una dichiarazione che ha reso la teste dinanzi ad un'autorità giudiziaria o ad un'autorità di polizia giudiziaria e quando ha dichiarato... Scuso, solo per chiarire il mio pensiero, qui non è basato sul fatto della distinzione tra contestazioni in senso tecnico e contestazioni in senso generale. Il discorso è che noi non abbiamo ancora il testo definitivo di tutta la telefonata. Sì, ma infatti... Ora, sotto questo aspetto non sembra legittima, almeno a me non sembra legittima la contestazione neanche in senso generico del termine secondo il vocabolario italiano e non come contestazione in senso tecnico, perché contestazione in senso tecnico non è mai quella dell'articolo 500 e seguenti del codice di procedura penale. Contestare una risultanza processuale è una contestazione nel senso del termine secondo il dizionario della lingua italiana. Non so se possiamo essere d'accordo
Ne prendiamo atto. Giusto? Ora, siccome però non abbiamo il contesto della telefonata, prendere una frase o un'altra frase non sembra possibile, neanche ai fini di una contestazione in termini generali in questa sede. Successivamente è anche possibile, cioè possiamo chiedere alla signora se lei è l'interlocutrice di questa telefonata. Possiamo chiedere alternativamente, possiamo chiedere se ha avuto un tono minaccioso, che cosa ha risposto, insomma possiamo fare tutte le domande su questa telefonata, ma contestazione. Possiamo chiedere alla testa se ricorda allora questa espressione da lei usata in modo interrogativo nei confronti del suo interlocutore? Presidente, scusi, non è possibile, allora forse ci dovremmo capire. Il pubblico ministero ci ha illuminato, perché erano nozioni che non conoscevamo, circa il termine contestazione. Ora che illuminati siamo, vorremmo che il pubblico ministero coerentemente continui l'esame nel senso che la Presidente ha indicato. A me pare, sin da adesso ne faccio formale richiesta, che tutte le risposte della signora che sono state rese a seguito di domande che non rientrano in quel perimetro che la Presidente ha tracciato siano da considerare nulle, quindi dovremmo considerarle tanquam non esset. Ora è chiaro che non possiamo continuare a dire è vero signora che è stato detto questo, perché in quella telefonata che è durata qualche minuto penso che oltre alle cose che il pubblico ministero oggi sta contestando, perché si tratta di contestazione, vi siano anche altri contenuti che potrebbero, se trascritti, smentire quelle contestazioni oppure assecondarle. Ora, siccome non pensiamo di poter leggere in una sfera di cristallo, ma è opportuno non rivolgerci né ai tarocchi né ad altri mezzi sussidiari, ma è opportuno usare il codice, allora io chiedo formalmente che le risposte che sono state date dalla signora a seguito di domande che, Presidente, non sono conformi a quello che era il principio che lei poco fa ha cercato di enucleare, siano considerate non valide. E chiedo che il signor pubblico ministero da questo momento in poi cerchi di conformarsi a quel principio che la Corte ha stabilito in maniera chiara ed inequivoca. L'opposizione, io ribadisco che l'opposizione è accoglibile nei termini che ho precisato prima. Ora, la domanda del pubblico ministero qual è? La domanda che avevo fatto, comunque Presidente, non voglio creare polemiche perché è giusto che si proceda oltre e quindi vado oltre. Signora, conosce il signor Costanzo? Sempre del vicinato. È un vicinato enorme questo. Ci sono tutte presso. Presidente, scusi, il modo di condurre l'esame del pubblico ministero non mi pare molto ortodosso. Un vicinato enorme. Mi scusi, avvocato, respingo l'opposizione, il pubblico ministero proceda come può e come sa. Il signor Costanzo faceva parte di questo vicinato. Come si chiama il signor Costanzo? Non lo so, come si chiama? Costanzo. Signor Costanzo, così si chiamavano tutti, signor Costanzo. E che attività svolgeva? Si chiamava Costanzo? Un negozio di che cosa? Che vendono un sacco di cose. Che cosa? Anche noi ogni tanto piatti, bicchieri, panettoni, caramelle, liquori, un po'. E dove ce l'ha questo negozio, signor? Prego? Dove ce l'ha questo negozio? In via Roveto Scamacca. E a che distanza dal negozio di Bosco? Niente, due porte. Così. Sullo stesso lato? Sullo stesso lato. Cioè vende liquori, cosa vende questo signor Costanzo? Un po' di tutto, caramelli, dolci, panettoni, tutto, un sacco di cose che non... Ho capito. Insomma, non è... Lei conosce il signor Musumeci? Musumeci. Le ho chiesto se conosce il signor Musumeci. Musumeci? Musumeci, no? Non mi viene così. Presidente, perdoni, c'è opposizione alla maniera di porre queste domande. Poco fa il signor pubblico ministero ha chiesto conosce il signor Costanzo, non si comprendeva se Costanzo è un nome o un cognome. Ora chiede conosce il signor Musumeci. Io invito il signor pubblico ministero a fare questi riferimenti con nome e cognome o con il soprannome se intende utilizzare il soprannome, certamente non con il solo nome o con il solo cognome. Io non credo che
nessuna norma del codice. Può procedere il pubblico ministero, l'opposizione rigettata. Potrà Signori, per favore, io stabilisco i limiti entro i quali deve essere garantita l'integrità del testo, che non ritengo assolutamente lesa sino a questo momento, perché anche se noi tutti ci sentiamo solidali con la signora che è venuta qui a testimoniare, nessuno, dico nessuno, deve sentirsi autorizzato a dare risposte elusive, a fare il finto tonto, tanto più la persona appare evoluta e all'altezza della situazione, tanto meno questo può essere consentito. Allora il pubblico ministero procede. Signora, lei ha chiesto mai denaro in prestito al signor Costanzo? No. Ricorda di aver mai parlato del signor Costanzo nel corso di telefonate con il signor Anastasi? No. Sì, non mi pare. No. Sicura, signora? Non credo. No. In questa stessa vicenda degli assegni e del... No. No. Quindi il signor Anastasi dove abitava? Nella zona? Non lo so. Ha detto che abitava nella sua zona? No, io del vicinato, cioè siccome io frequentavo, perché abitando lì, quindi li vedevo sempre. Ma dove lo vedeva, signora? Lei abita in via Gabriele D'Annunzio, mi pare che abbia detto. Sì. Ecco. Dove lo vedeva? Però avevamo un negozio anche sulla via Oliveto Scamacca, perciò era facile. La via Oliveto Scamacca? Sì, poi la spesa si faceva La via Oliveto... bar fruttivendolo, generi alimentari. E dove lo incontrava? È un tratto. Ecco, il signor Anastasio dove lo incontrava esattamente? Dappertutto, lì, generi alimentari, nel bar, davanti lì dove vendevano i liquori o le caramelle, insomma, non è molto grande. E questo signor, è un tratto. e questo signor Costanzo che lei dice ha un negozio, ha detto che ha un negozio situato vicino al negozio di Bosco nella via Oliveto Scamacca, abbiamo capito? Vicino, in via Oliveto Scamacca. In via Oliveto Scamacca. Sì. Ricorda se questo signor Costanzo ha anche qualche altro ufficio nei paraggi oppure non le risulta? Questo negozio qua, ecco. Perché si vedeva lì, stava affacciato, ecco. si vedeva. Sa se questo signor Costanzo svolge altre attività oltre quella di... una discoteca mi pare. Ecco. Sa come è denominata questa discoteca e dove è ubicata? Sì, Media 5. E dove è ubicata, ricorda? No, alla Scogliera, credo. Signora, lei gioca, le capita di giocare? Gioco? A carte? A carte? No. Mai? A casa, con la mia famiglia, cioè Natale, Capodanno. Fuori? No. Ha mai frequentato qualche club privato? No. No, non sono mai. Quella della stampa lì dove si balla, ma non ero nemmeno così, è capitato una volta. Club Le Muse, ne ha mai sentito parlare del Club Le Muse? Prego? Del Club Le Muse, ne ha mai sentito parlare? No. Presidente, solo per la chiarezza, chiedevo di sapere che attinenza ha questo articolato che si propone alla signora con i fatti per cui la signora deve essere sentita. Avvocato, lo capirà dopo. Capire subito. Avvocato, anche perché le contestazioni dobbiamo farle adesso. È una domanda che se lei conosce le carte come presumo le conosca, non ha senso che faccia.
Quindi le dico, lo capirà dopo. Io vorrei capirlo adesso. Avvocato, io non sono tenuto a dirlo, io le dico che è pertinente alla domanda. I fascicoli degli atti del pubblico ministero lei lo conosce, quindi non c'è bisogno che glielo dica. Presidente, allora vediamo di valutare se rientra nell'articolato proposto dal pubblico ministero. Il pubblico ministero può Forse procedere. Il pubblico ministero può procedere, per favore. Signora, quando lei ha parlato con il signor Anastasi, il signor Anastasi le ha detto che questo denaro era stato prestato soltanto dal signor Bosco, oppure le ha detto anche che vi erano altre persone? Il signor Bosco. Solo il Mi signor ha detto che si era interessato presso il signor Bosco. Signora, ha mai di questi 30 milioni che lei dice le sono stati dati dal signor Anastasi, ha mai restituito qualche cosa di questo denaro? Ancora non ho potuto fare niente. Dico, non ha mai restituito neppure che so, un assegno di 400.000 lire? No. No. Quindi 30 milioni sostanzialmente le sono state date, mi pare di aver capito, in 3 soluzioni. E così? Li devo dare tutti quanti, ma non posso, guarda. Mi dispiace. E qual era la scadenza di questi assegni? No, non ce n'era, non lo so. Senza scadenza, signore? Ho detto quando potevo, perché sapevo che non potevo subito, ancora non ho potuto. No. E per questi importi che le sono stati dati, ha pagato qualche somma a titolo di interesse? Erano No. 30? No. Nessuno le ha mai chiesto di versare degli interessi su queste somme? Io devo dire veramente tutti mi hanno aiutato, nessuno veramente, io Sono stati tutti buoni con lei, non le hanno chiesto neppure una lira di interessi? nemmeno i fornitori, niente, veramente. E hanno preso a cuore perché è morto mio papà e io ho preso questa attività, pensavo di riuscirci, essendo figlia unica, e dare un aiuto, ma è andata bene poi, con la crisi non ce l'ho fatta più, anche le banche, tutte mi hanno aiutato, veramente, tutte. Perché conoscevano mio padre, le banche, quindi... Perché suo padre che attività svolge? Signor? Mio papà non c'è più, è morto. Che attività svolgeva? Che attività svolgeva suo padre? Questa, delle insegne. È morto con un infarto e quindi... Anche lui aveva debiti? No. Nessuno è venuto a chiedere, perciò probabilmente li avanzava. Nessuno, questo dicevo, nessuno è venuto a chiedermi soldi. Quindi non avevo. Lei conosce tale signor Marzagalli? Chi? Scusa. Tale signor Marzagalli. Non lo conosce. Marletta Orazio, lo conosce? Un momento, se vogliamo aspettare che finiscano queste grida. Prego, prosegua. Lei conosce tale signor Ferrini? Ferrini? No. Mai sentito nominare questo nome? Quello che è morto? Non lo so, Ferrini. Lei,
Quanti Ferrini conosce? Dice che era, per televisione dice che era bravo. Ma chi era questo signore che è morto? Ferrini. E chi è? No, io non lo conosco, l'ho sentito parlare bene, insomma, che poi subito che è morto, ma tanto tempo fa. Non ho altre domande per adesso. Controparte? Signora Gulisano, sì. Signora Gulisano, quando lei si rivolse ad Anastasi per avere il prestito, Anastasi cosa le disse poi? Che si sarebbe rivolto ad altre persone oppure non le disse nulla e le procurò quella somma? Mi ha detto che non poteva, non conosceva, non comunicare, che io non avevo nulla da comunicare. Poi cantando, allora io avevo detto, mi ha detto ce vediamo, dice quello che posso fare. Poi mi ha detto che il signor Bosco, insomma, poteva andare, però sempre tramite il signor Anastasi. Il signor Bosco chi? Quello della Cittadina. Sì, ma lei sa che ci sono vari fratelli? Sì, ma io non li conosco, non ho rapporti con loro, non li conosco. Quindi lei non saprebbe dire chi dei Bosco avrebbe prestato quella somma o avrebbe praticamente... Si era detto che si era preoccupato, insomma, che era riuscito a fare questa cortesia tramite il signor Bosco, però io non ho chiesto chi era perché io ho trattato solo con il signor Anastasi, quindi non mi sono preoccupato non mi chiedere interessato. Quindi lei non sa in effetti il Bosco che l'ha aiutata, come si chiama di nome? Non la... Mi ha detto perché poi io parlavo solo con il signor Anastasi, me l'ha portato a me e basta. Poi io ho preso per guardare quando potevo e infatti quello avrebbe proprio venuto perché io ho detto non conoscevo lui, così mi ero portato a lui, perciò basta. Signora, l'impegno di restituzione della somma, lei lo ha assunto con chi? A suo avviso il signor Bosco era a conoscenza della destinazione della somma che lui sborsava in quel momento al signor Anastasi? Non saprei, forse sì, forse no, non lo so, io non ho chiesto, a me interessava qualcuno che mi andasse in quel momento e che poi è successo. Non lo sappiamo neanche come era possibile. Quindi il suo impegno di restituzione è nei confronti solo del signor Anastasi Roberto? Quindi signor Anastasi Roberto, quando le ha riferito che si era rivolto ad altri, potrebbe anche avere detto una cosa non vera? Lei che oggi che elementi ha per poter dire se in effetti il signor Anastasi si è effettivamente rivolto al Bosco o ad altri per avere quella somma? Potrebbe essere anche, se avesse fatto il nome di Maradona per lei o il nome di Bosco non sarebbe cambiato nulla. Lei oggi ha un riscontro che le consente di dire se in effetti Anastasia ha detto a lei la verità circa la persona alla quale si sarebbe rivolta per avere quella somma? Lei conosce i signori Bosco? I signori Bosco lei li conosce? Bosco. Della cittadina, ma sono tanti, io ho fatto queste cose, ci pensa mia madre, molto capita, però non ho rapporti con loro. Lei sa se sono, così solo per mera notizia, più fratelli, più persone, se è un'azienda familiare? Fratelli di Bosco, quindi devo essere però non li conosco. Fra i fratelli Bosco, Anastasi Roberto le ha detto segnatamente a quale dei fratelli si era rivolto? Quindi le ha detto genericamente a Bosco, ma genericamente. Quindi senza individuare
col nome la persona. Così come diciamo Costanzo, se un nome tono che indica la persona, il posto, così, però io mi sono preoccupata, non mi interessava. Lei ad oggi, signora, mi pare abbia già detto al pubblico ministero che non ha restituito nessuna somma. Io desidero chiarire una circostanza che forse non è stata chiara poco fa a seguito delle domande del pubblico ministero. Lei ha avuto in prestito quanti soldi? 30 milioni effettivamente. Non ha avuto decurtazioni al momento in cui ha avuto quei 30 milioni. A fronte di quel prestito lei ha rilasciato assegni per quali importi? 3 assegni per 10 milioni. Quindi mi pare di capire che fra la somma che lei ha ricevuto e la somma che lei si è impegnata a restituire c'è un'assoluta parità. Va bene, signora, la ringrazio. Altri interventi? Il pubblico ministero vuole finire l'esame? Sì, poco fa, signora, domanda del difensore, lei ha detto... Mi scusi, avevo interpellato, sì, se vogliamo dare la presenza all'avvocato Aldo Russo. Signora, scusi, lei ha detto poco fa abito lì, vuole precisare dove abita? Lei ha detto poco fa abito lì, vuole precisare dove abita? Sì. Ecco, dove abita lei è vicino via o lontano da via Oliveto Scamacca? Ad angolo con via Oliveto Scamacca. Quindi da quanto tempo abita lei lì? Non ho 35 anni. Sì, va bene. Nessun'altra domanda, signora. Pubblico ministero. Signora, poc'anzi lei a domanda del difensore ha detto quando capita, a proposito del fatto che la spesa la fa sua madre. Non ho capito. Mia mamma, ecco. E sua madre o lei non è mai entrata proprio all'interno della salumeria macelleria? Mia madre è entrata dappertutto, lei poi è più grande. Lei invece non ha mai fatto la spesa? In genere no, perché lavorando in ufficio mi ritiro troppo tardi, quindi in genere ci pensa lei se dimenticava qualcosa e poi col telefono la portano la spesa, perché quando è grande, ha 75 anni, si stanca, quando si sente... E lei personalmente non va a fare mai la spesa? Veramente ci ho pensato sempre, perché abito con la mamma. È capitata qualche volta? Può capitare, ma non so, sarà capitato. C'è mai passata davanti alla salumeria? Anche se... Certo, c'è pesce salumeria, pescivendolo, fruttivendolo, sono tutti pezzi. Sì, allora lo sappiamo dov'è. Dico, lei c'è passata mai davanti? Certo, anche per andare dal tabaccaio devo passare di qua o di là. Grazie. Non sempre, perché vedo orari particolari che trovo giusto, però... Possiamo licenziare la testa, può andare, signora, grazie. Buonasera. E il prossimo test? Finiti? C'era Di Martino, ma non è presente, mi pare. Abbiamo finito. E quindi per questo test, signor Presidente, la citazione è regolare? Io posso guardare per voi. Ora, se Ci accerti, sì. Sì, ci accertiamo. Signor Presidente, nel frattempo il pubblico ministero desiderava chiedere l'ammissione dei seguenti testi emersi a seguito delle deposizioni delle persone che hanno trattato della vicenda Sigros, in particolare la deposizione di Mangione e Michele. E sono il dottor Celli Giancarlo, il ragionier Virginio, il signor Oldani, il ragionier Sicuro Matteo, il dottor Verso Giacomo,
il signor Gabbardi Biagio e il dottor Mario Ciancio. Mario Ciancio era già teste per altro verso in questo procedimento, ma essendo intenzione dell'Ufficio del Pubblico Ministero sviluppare per intero, anche nei prossimi giorni, il tema del Sigros, se ne fa richiesta anche in tal senso. Ci sono osservazioni? Presidente, mi scusi. La difesa di Bosco Mario si riserva di dimostrare a mezzo di produzione di certificato di stato di famiglia integrale che la famiglia Bosco è composta da un certo numero di fratelli. Per quanto riguarda la richiesta si ammettono i testi indotti e saranno citati naturalmente della parte previa la identificazione completa. Ecco, quindi Presidente, noi comunichiamo che per la settimana prossima, a parte il martedì che è già destinato alla trattazione dell'omicidio Fava, i giorni successivi, cioè a dire mercoledì, giovedì e venerdì, saranno destinati all'esame dei testi indicati in lista a proposito della vicenda Sigros, e in più i testi che oggi sono stati ammessi, sempre relativi alla stessa vicenda, e il test Di Martino che oggi non è comparso. Grazie. Signor Presidente, alla lista dianzi indicata ho dimenticato di aggiungere il nome del signor Truscello. Si aggiunga il signor Truscello e vorrei invitare il Pubblico Ministero, se lo ritiene, a destinare un'udienza della settimana prossima anche ad argomenti ulteriori di prova. Presidente, fino a un'ora fa in effetti pensavo che quei testi fossero in numero ridotto, però dico, con questi testi di risulta credo che l'udienza, le 3 udienze sono abbastanza complete, anche perché esamineremo come imputati di reato connesso il colonnello Morelli e il generale Schettino. Quindi credo che l'udienza sia abbastanza nutrita, teoricamente, voglio dire. Sì, vorrei allora che il Pubblico Ministero citasse per l'udienza di mercoledì il maggior numero di testi possibile, va bene, o se non addirittura tutti, e poi distribuirli successivamente. Sì, va bene. Per farli slittare, diciamo, in modo che non abbiamo udienze scariche come quella di oggi. Era scarica, ma credo sia caricata. No, ci sono state 2 ore di intervallo, dovete considerare, mentre poteva essere benissimo ridotta a 1 ora l'intervallo. Va bene, grazie. Signori, buonasera. La data di rinvio, allora, mi pareva che era già stata stabilita, e per mercoledì prossimo è giorno alle ore 9:30 e seguenti in quest'Aula. Scusi, martedì pomeriggio? Martedì c'è Ossa Maggiore 3. Ho capito, non c'è. Mercoledì, giovedì e venerdì questo processo. Va bene.